patata. La patata non è grintosa, Non è bellosa perché è cicciosa, ma è quella cosa che ben condita e assai gustosa. ma non è una cosa che fa diventare matti, non è una cosa che ci fa impazzire tutti, in fondo è solamente una patata, diciamo che è legata coi legumi, non ci può stare, sai perché, è tonda e cade, la patata è molto intelligente, è l'unica ortaggia che dà alla luce figli diversi gli uni dagli altri, rotonde, lunghe, larghe, schiacciate a punta di 1000 forme. Nel 1700 ne nacque anche una a cubo, Non è mantecata in bomba con la forma scacca. le altre sono più umane anche aggressive, oppure sguardi intensi, allegri o tristi. È vero che ci penso, ogni patata ha l'espressione sua. Tra loro c'è chi ride, c'è chi piange, e c'è chi fa paura e chi ne ha. Certo che chi ha inventato la patata Aveva senz'altro tanta fantasia. comperai 1 chilo di patate un dì, erano 6 non tanto grosse, ma fu proprio la sesta che guardandole in faccia mi turbò. Riuscì ad entrare in quello sguardo triste e la sua storia mi raccontò. Brutta patata che non sei altra, brutta patata che non sei tu, brutta patata, patata fritta, patata bollita sei tu. Chiamo Tina per gli amici patatina, papà e mamma sono tutti e 2 partiti, è tanto che non li vedo più. Andavano a Milano, o forse più lontano, la mamma ed il papà sono tanto buoni. Con sale mi ho fatto tante raccomandazioni, mi raccomando esci pure Ma non andare con gli gnocchi, e copriti, attenta all'umido, e non uscire con le uova, se no sei fritta. e infine attenta ai patatonali. Tanto ti son cari questi tardi, non devi fare a loro nessun torto, potresti finire in chissà quante bocche, cosa racconterebbero di te. Brutta patata che non sei altra, brutta patata che non sei tu.